One, two, one, two, three, four.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I know, I know, I know, I know. Le sol, le sol, le sol, le sol. I know, I know, I know, I know. Better leave that young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Tell me quando, till the hour you arrive. Oh my darling, tell me when. When will you say yes to me? Dimmi quando, you mean happiness to me. Oh my darling, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Come and show me the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Dimmi quando, say it's me that you adore. Then darling, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, said it's me you adore. And then, darling, tell me when. And then, darling, tell me when. And then, tell me when. And then, darling, tell me when. Then, darling, tell me when. Gracias. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. No,
See, I begged, I stole, and borrowed. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Oh yeah. That's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? You see, I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not cool when I try to fake it. That's why I'm easy. Oh, yes I am. Easy like a Sunday morning. Oh, that's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do are right. Oh, I wanna be free, just me. Oh yeah. I'm easy. I'm easy like a Sunday morning. Oh yeah, yeah, yeah. That's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. That's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. Oh, yes I am. That's why I'm easy. Easy like a Sunday morning. Easy like a Sunday morning. Easy like. Ma che bello, buonasera a tutti. Accidenti, con queste luci non vi vedo, però so che il teatro è pieno e io sono davvero contenta di ritrovarvi e di ritrovarci tutti in presenza qui al Teatro Toniolo. È vero, solo al 50%, ma contiamo che davvero nel prossimo decreto, per esserci tutti e per starci tutti. Solo 6 mesi fa era inimmaginabile questo, quindi cerchiamo di essere contenti di questa situazione e soprattutto siamo qui per una cerimonia molto importante, che è quella della premiazione finale del Premio Mestre di Pittura 2021. È la 5ª edizione del ritrovato Premio Mestre. Naturalmente dovremo tutti mantenere, tranne me, sono molto fortunata, la mascherina, il distanziamento, queste sono le norme di sicurezza, le conoscete,
Il mio appello è anche quello a silenziare i vostri telefonini, a meno che non siate così urgentemente disponibili a essere chiamati a tutte le ore, perché questa deve essere una serata piacevole per tutti. È cominciata anche in modo molto piacevole con gli artisti di Nuart che ritroveremo nel corso della serata. Al concorso hanno partecipato 860 artisti. Chi è arrivato qui molto presto ha anche avuto modo di vedere tutti questi quadri, perché sono passati in questo schermo meraviglioso che ci ha raccontato in che cosa si sono esibiti tutti questi artisti, molti italiani, molti europei, alcuni anche da paesi extraeuropei. Naturalmente, dicevamo, un'edizione particolarmente partecipata, perché 860 non è un numero facile, soprattutto poi per le giurie, per la giuria tecnica che quest'anno è presieduta da Gianfranco Maraniello, noto studioso nel mondo dell'arte e che conosceremo più avanti. Tra qualche istante, anzi credo già adesso, potremo ammirare le 60 opere finaliste che sono state selezionate da questa giuria e che sono tra l'altro in mostra al Centro Candiani di Mestre fino al prossimo 10 ottobre, quindi avete ancora tutta una settimana per poterle apprezzare dal vivo e da vicino, anche se devo dire la verità, già a vederle così ci danno un'idea, perché come sapete questo concorso non ha un titolo, un indirizzo preciso, non mette dei binari o delle gabbie ai nostri artisti. Ebbene, quest'anno c'è come sempre un po' di tutto, ma forse si è notata una maggiore attenzione all'arte figurativa, quindi natura, paesaggi, vedute urbane, forse perché stando molto chiusi avevamo voglia di aprire le finestre e di vedere che cosa c'è fuori. 37 sui 60 finalisti sono al loro debutto al premio, i giovani sono una decina, 3 finalisti provengono dall'estero e in particolare da Cina, Moldova e Svizzera. Ci sarà anche un premio per una scelto dalla giuria popolare che vi presenterò naturalmente più avanti. Per chi non lo ricordasse, questo premio era nato già nel 1958 e ha avuto un grande successo per una decina d'anni, tanto che tutte le opere vincitrici, le prime classificate, sono state acquisite dalla Galleria d'Arte Moderna di Capesaro a Venezia. E questo succede anche alle opere prime da quando è ricominciato questo premio. Un premio che è rinato nel 2017 per precisa volontà del Circolo Veneto con la Fondazione dei Musei Civici di Venezia e la vicinanza molto stretta della Fondazione Bevilacqua La Masa, dell'Accademia delle Belle Arti e anche del Museo M9. Non voglio poi dimenticare i patrocinatori che sono la Città Metropolitana, il Comune di Venezia e la Regione del Veneto. Dunque dicevamo un premio che è motore culturale della città e che nel tempo ha visto anche importanti e straordinari protagonisti prima della pittura veneta del Novecento e adesso invece vediamo questi degli anni 2000, perché l'intento è sempre lo stesso, quello di promuovere, di valorizzare l'arte contemporanea pittorica. Dunque, se il premio vive di nuova attenzione grazie al Circolo Veneto, bisogna subito chiamare il suo presidente, che ne è l'anima, Cesare Campa. Con un applauso, perché lo invito a salire qui fra noi. Un po' di luce forse serve, esatto, perché là ci sono i gradini e quindi chiedo a Cesare Campa di raggiungermi. E dato che c'è di sicuro, chiamo anche Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia. Buonasera Cesare, nel frattempo Giulia ci porta i microfoni perché lo sapete, dobbiamo sempre stare a distanza e molto attenti a tutto e quindi anche i microfoni poi vengono regolarmente sanificati. Ecco Cesare, cominci tu a dire qualcosa, buonasera. Che dire? La nostra presentatrice Un Maria po' al Pia centro, Giorgi. così abbiamo più luce, anche perché questa sera ci seguono in diretta streaming, quindi salutiamo chi ci segue da casa, così ne approfitto per salutare anche il regista Simone Valentini e la parte tecnica con Input. Presidente. Che dire di più e meglio, che ha già detto tutto Maria Pia, quindi No, bisogna premio, dire il tuo sentore quest'anno, nel 2021. È che dobbiamo dire un grazie alla città di Mestre, perché questo premio è un premio che viene fortissimamente sentito e sostenuto dagli amici commercianti, imprenditori, cittadini di Mestre. Tant'è che c'è una giuria popolare
molto articolata, che ha già espresso i suoi voti, poi nel corso della serata daremo i risultati, che ha partecipato col proprio voto alla individuazione del premio della giuria popolare. E a me è piaciuto moltissimo questa giuria, formata da professionisti, da tutti gli ordini professionali, dalle categorie economiche, dei commercianti, che si sentono parte attiva di questo nostro premio. Un premio che era stato abbandonato negli anni scorsi e che da 5 anni, grazie all'intuizione del nostro sindaco che ci ha chiamato, ha detto: dovete far rinascere questo premio. Sembrava una cosa semplice da fare, ho detto di sì e non sono assolutamente pentito. Però è stata un'avventura. Ma è una grande avventura. Allora, una notazione invece tecnica da Gabriella Belli. Beh, naturalmente anche per la Fondazione dei Musei Civici, qui porto i saluti di Maria Cristina Gribaudi, la nostra Presidente, è un'avventura importante, proprio perché, come diceva lei all'inizio, tutte queste opere, le opere prime, arrivano nelle collezioni della Galleria Internazionale d'Arte di Cappesaro. Ed è un impegno importante, e quindi sulla giuria e con la giuria l'idea che queste opere poi diventeranno parte del patrimonio della città, incita tutti a fare il meglio e a lavorare proprio in una direzione di scelta che va verso la qualità, e anche noi immaginiamo sono anche sfide per il futuro quando si parla di giovani artisti. Benissimo, restate qui perché c'è un saluto che bisogna portare. Il sindaco era impegnato, però ha mandato la presidente del Consiglio Comunale della città metropolitana di Venezia, che è Ermelinda Damiano, che accogliamo e siamo felici di vedere con tanto di fascia tricolore. Eccola fra noi. Un microfono, la nostra Giulia velocissima. Grazie. Buonasera Ermelinda. Buonasera a tutti. Io naturalmente sono felice. Sì, hai ragione. Ormai siamo abituati così. Sono felice e orgogliosa di essere qui con voi questa non sera. Troppo indietro, però, in rappresentanza perché... di tutta l'amministrazione comunale della città. Cesare lo sa, questo premio lo sento anche un po' mio, perché l'ho seguito, supportato sin dall'inizio con convinzione e con affetto, e continuerò a farlo al di là del ruolo. Io però ho un'importante missione questa sera, che è quella di leggervi i saluti del sindaco Brugnaro, che voleva tanto essere qui con noi, però altri impegni non gliel'hanno consentito. Mi pare di averlo visto all'Expo, a Dubai. Insomma, è un po' lontano da noi, a 7 ore di aereo, però doveva esserci. Non possiamo rinunciare a certi appuntamenti per la nostra nazione, per il nostro paese. E per Venezia. Buonasera e un caro saluto a tutti i presenti, a Cesare Campa e agli amici del Premio Mestre di Pittura. Mi dispiace non essere con voi in questa serata di premiazioni, ma spero che con queste parole vi arrivi ugualmente il mio più sincero ringraziamento per questa lodevole e ormai tradizionale iniziativa, che mette la città di Terra al centro del rilancio culturale e artistico di tutta Venezia. Un messaggio positivo che va diffuso soprattutto tra i giovani. I ragazzi devono sapere che Mestre, Marghera, la terraferma sono la città del futuro, piene di possibilità da molti punti di vista, anche artistici. Grazie a tutti gli oltre 850 partecipanti, congratulazioni ai 60 finalisti e complimenti ai vincitori che verranno premiati questa sera, perché possano trovare un nuovo slancio creativo da questa significativa occasione espositiva. Un sentito ringraziamento a Cesare Campa, mente e cuore di questa manifestazione, e a tutti gli sponsor e alle istituzioni che contribuiscono concretamente a realizzare un progetto culturale fortemente radicato sul territorio, valorizzando il talento artistico, favorendo l'aggregazione sociale e promuovendo la città. Buona serata a tutti, Luigi Brugnaro. Grazie, allora grazie per i saluti, grazie a Ermelinda Damiano, grazie a Gabriella Belli, grazie a Cesare Campa. Cesare, darsi la mano sarebbe vietato, diamo invece i microfoni a Giulia. Grazie. Grazie a tutti voi. Sapete, abbiamo parlato di spettacolo, e allora tra poco si chiuderà il sipario per rialzarsi sul primo quadro di Nuart che ci presenta Paint the World. Dipingiamo il mondo. Grazie a tutti.
Davvero magico questo spettacolo, meraviglioso, questa Sand Artist. Così abbiamo continuato a vedere ancora dell'altro spettacolo, in qualche modo dell'altra pittura. Ma noi facciamo un salto indietro adesso, con il premio alla carriera che abbiamo annunciato in apertura di questa seconda parte e di questa edizione, perché è la novità di questa quinta edizione. Viene assegnato, e quindi forse possiamo già accendere le luci, a Ennio Finzi, che è un signore ormai novantenne, possiamo dire l'età, dipinge da 70 anni e pensate un po', era già presente alla prima mostra nel 1958, nel bellissimo catalogo verde, eccolo che sta arrivando, che ci è stato consegnato, che molti di voi avranno visto. C'è anche una bellissima selezione dei suoi quadri. Resta lì in platea, rivolto al pubblico, lo raggiunge Marco Dolfin, che leggerà, che è il curatore della mostra, critico, segretario del Premio Mestre, leggerà la motivazione, così conosceremo meglio Ennio Finzi, e a premiare, lo vedo già pronto, è Gianfranco Maraniello, che è il presidente della giuria del Premio Mestre di pittura. E poi si avvicinano anche gli altri amici, Cesare Campa, Ermelinda, Damiano, per una bella foto di gruppo. Sentiamo allora la motivazione. Premio alla carriera al maestro Ennio Finzi, pittore irrituale, distintosi per la sua mutevole indagine stilistica sul colore, in oltre 70 anni di attività artistica. Un applauso ci vuole. Eccoci, allora, non so se il signor Ennio Finzi vuol dire qualcosa, adesso riceverà il premio da Maraniello. Ecco, così siamo per il favore di fotografi naturalmente. E un breve commento. Ringrazio di questa storia. Povero sono io. Ho voglia tanto di morire. Ho 90 anni. Non mi piace. La vita non è bella. No. Bene, Maraniello, se vuole... Sì, certo, adesso prendere la parola così. Io devo dire, questa cosa dal maestro Finzi l'ho sentita poco fa, io ho detto che non era autorizzato, dobbiamo fare domanda all'UNESCO, perché sia ben chiaro, è un patrimonio dell'umanità, la sua è una dimensione pubblica. Spero che questa città, ma sono sicuro che sia così, abbia ben coscienza di trovarsi di fronte a una leggenda della pittura. Noi se oggi possiamo intendere la pittura in un certo modo, ben oltre lo spazio che abbiamo imparato a riconoscere sulla tela, perché non è soltanto la nazione scolastica, chiunque vada a informarsi sul maestro Finzi scoprirà la sua partecipazione alle mostre fondamentali che hanno aperto possibilità inedite, lo spazialismo, ma qui siamo ben oltre. Lui ci ha insegnato anche come la musica c'entri con la pittura, come ci sia un mondo, un universo di suoni, di toni, di sensazioni, di possibilità che eccedono, che superano la superficie pittorica. Quindi davvero io sono onorato di aver avuto l'occasione stasera di poter conoscere, prima di entrare in teatro, il maestro Ennio Finzi, che per me era una leggenda. Ecco, vederlo così presente, io spero davvero che lei si renda conto che questo omaggio che viene fatto dalla sua comunità, ma che è una comunità internazionale, è una comunità perché lei ha fatto un regalo al mondo, facendoci scoprire che la pittura è un mondo ben più ampio del perimetro di una tela, e di una cornice e di uno spazio pittorico, ma ci ha fatto sentire davvero come i toni, i colori della nostra vita possono essere conosciuti con maggior sensibilità, e questo è il miracolo dell'arte, e Finzi ne è uno dei massimi protagonisti. Quindi grazie e complimenti per la scelta. Grazie davvero a Maraniello e grazie al maestro Ennio Finzi per la sua opera. Grazie. E queste sono foto storiche che naturalmente vedremo domani, dopodomani sui giornali, per ricordare questo momento. Diceva giustamente il presidente della giuria, l'omaggio della comunità, ma non soltanto. Grazie. Eccoci. Accompagnato da un applauso sicuramente meritato e anche dovuto per l'importante personalità che
che abbiamo avuto l'occasione di ritrovare qui al Teatro Toniolo. Dicevamo che questo è un premio che ha molti amici anche generosi. Sono stati definiti i mecenati. Invito allora a salire la presidente dei mecenati, Daniela Mattiuzzi, per un saluto. Eccola che sta arrivando, accompagnata da tutto il suo gruppo di mecenati nell'applauso. Le scale sono da questa parte, eccola. Giulia, il microfono. Benvenuta, ben ritrovata. Grazie e buona serata a tutti. E insomma, siete sempre un bel gruppo numeroso che tra l'altro viene ricordato anche, ci sono i nomi, esatto, sui social, sui giornali. Sì, diciamo che Al io volevo centro. fare un ringraziamento, ne ho visti tantissimi questa sera di mecenati, a quelli più storici che ci hanno accompagnato in tutte le 5 edizioni, a quelli che sono invece entrati recentemente, tanti quest'anno, e quindi un sincero grazie, perché diciamo che grazie alla generosità, al contributo di queste persone è stato possibile recuperare questo premio dopo tanti anni e farlo crescere come adesso noi lo conosciamo, ecco. E quindi... E quindi siamo in tanti? Sì, diciamo che non siamo mai troppi però. Ecco, questo è l'appello che fa la Sì. nostra Daniela Mattiuzzi, presidente del gruppo dei mecenati. Grazie. Ok? Grazie molte. Restituiamo il microfono senz'altro. E ci sono degli altri amici del premio, in particolare gli amici del premio Mestre di Pittura, che sono capitanati da Cristiano Costantini, che invito a salire per un saluto. Cristiano Costantini, che è uno che lavora molto dietro le quinte. Eccoci con Giulia e il microfono. Buonasera Costantini, Buonasera. sempre al centro per la luce, rivolto al pubblico. Buonasera a tutti quanti, grazie. Il termine amici l'abbiamo sentito risuonare tante volte questa sera e io sono il presidente degli amici del premio Mestre di Pittura. Amici indica affetto e appena un attimo fa abbiamo visto cosa vuol dire l'affetto nei confronti degli artisti, soprattutto quelli che hanno una vita dedicata all'arte e alla pittura in particolare. Gli amici del premio Mestre sono quelli che solidarizzano, che promuovono, che sostengono, che continuano a partecipare di anno in anno, magari saltando qualche edizione, alla nostra competizione. Ed è proprio questo una delle cose belle, la competizione, cioè il coraggio che ciascun artista appartenente al mondo della pittura contemporanea ha voglia di affrontare, e con coraggio direi, e con abilità. Abbiamo visto già il secondo anno che raggiungiamo quasi 900 candidati che vengono dall'Italia ma anche da fuori Italia, e poi si concentrano questi momenti dei finalisti in cui possiamo vedere di persona le opere che sono esposte al Candiani. Ma abbiamo un'altra opportunità che si è creata nel momento in cui i nostri rapporti diretti erano impediti dal lockdown e che rimane un sedimento importante. È il sito Amici del Premio Mestre di Pittura. È un sito in cui per ogni artista candidato è pubblicata l'immagine dell'opera candidata in ciascuna edizione. Molti di voi conoscono già perché hanno già la loro pagina e quindi quest'anno incrementeranno con un'ulteriore opera questa opportunità, e invito a chi non ha già chiesto di partecipare, perché la partecipazione è legata a una richiesta di essere esposti in questa galleria virtuale. Mi auguro di continuare a incrementare, perché in poco più di un anno abbiamo veramente un grande numero di amici che sono appunto i candidati delle scorse edizioni. Quest'anno avremo i candidati di questa nuova edizione che potranno incrementare il numero di questi amici. È una cosa importante perché è una sventagliata generale su questo che è il mondo della pittura contemporanea, al di là degli esiti del concorso. Grazie. Grazie e arrivederci. Grazie davvero a Cristiano Costantini, grazie. Patrocinatori adesso, e quindi chiamo Bruno Bernardi, presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa, e Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia di Belle Arti. Li chiamo entrambi, così facciamo un saluto corale insieme in questa occasione
per il ritrovato premio Mestre di pittura. Eccovi, chi passa uno l'altro, basta che salite. Eccoci qua, perché purtroppo voi non lo sapete, ma su quei due sono degli schermi qui con un countdown ferocissimo che mi sta dicendo che siamo già in ritardo. Pensi un po'. Benvenuti intanto. Grazie. Allora, andiamo in ordine. Bernardi e Caldura. Andiamo in ordine alfabetico. Buonasera, sono Bruno Bernardi, presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa. È una istituzione del Comune di Venezia che ha dato continuità per oltre 120 anni e continua a dare continuità ad un lascito generoso di una nobildonna, Felicita Bevilacqua La Masa, che si era prefissa l'obiettivo, dopo la sua dipartita, di continuare a sostenere i giovani meritevoli artisti, soprattutto quelli che non avevano mezzi sufficienti a vivere fin dall'inizio della propria arte. Bene, noi abbiamo un vanto, direi, nella storia del premio Mestre di pittura. Il vanto è quello di aver sempre avuto un numero consistente dei nostri ragazzi, se posso dire così, nella selezione del premio. Quello che io auspico anche per questa sera è che tra i molti che fanno parte della selezione ce ne sia anche più di qualcuno tra i premiati. Ecco, Naturalmente, è giusto così. Ma questo soltanto perché sottolinea così quanto centrata sia stata la nostra valutazione di qualche anno fa, quando abbiamo cominciato a selezionare i giovani destinati a utilizzare per un anno ciascuno dei nostri 15 studi messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione, cioè dal Comune di Venezia. Noi ci siamo mossi in tutto questo periodo con dei grandi sostegni e delle grandi collaborazioni, primo di tutti quello della Fondazione dei Musei Civici di Venezia. Prima ha già dato un saluto a Gabriella Belli. Pensate che anche quest'anno è stato rinnovato dalla Presidente Maria Cristina Gribaudi la concessione dell'accesso gratuito a tutte quante le collezioni dei civici ai nostri giovani, perché per fare cose innovative non è una brutta idea avere una buona visione di chi è stato innovativo qualche anno fa. E quindi forse questo aiuta a mettere in moto le cose. Sicuramente. Grazie. Sentiamo Riccardo Caldura, direttore dell'Accademia di Belle Arti. Loro tra l'altro fanno parte anche della giuria. Buonasera a tutti, sono felice perché sono legato alla terraferma veneziana dalla progettualità culturale, anche personalmente. Sono felice di essere qua stasera, in veste sì di un'istituzione per le arti che nasce nel 1750 a Venezia ed è l'istituzione veneziana che ha la maggiore continuità di funzione fra tutte quelle che sono presenti a Venezia. Siamo una delle grandi accademie storiche italiane. La nostra storia si è incrociata non poco con quella della Bevilacqua La Masa, perché per noi la Bevilacqua La Masa, per i nostri giovani, è stata la prima vetrina e il primo test per passare dalle aule alla professione, alla dimensione pubblica dell'arte. Per cui Accademia e Bevilacqua La Masa sono un po' difficili da pensare separatamente e l'augurio che ha fatto il Presidente è anche mio stasera. C'è un pezzo di Accademia anche stasera sulla contemporaneità e non solo sulla storia presente. Il maestro Finzi è stato per molti anni il professor Ennio Finzi, uno dei più importanti e valenti docenti all'Accademia di Belle Arti di Venezia. E penso che questa sera, mi auguro, come lei, Presidente, che fra i premiati ci siano anche nuove leve dell'Accademia di Venezia. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Caldura, i microfoni Giulia e a Bruno Bernardi.
Grazie molte, grazie. Ci rivediamo più tardi quando chiameremo la giuria. C'è anche un premio speciale adesso, quello degli amici, non quelli di prima, ma gli amici delle arti di Mestre e della terraferma. E per questi chiamo la presidente Marzia Boer, che ha deciso questa associazione di dedicare una borsa di studio proprio ai giovani finalisti, perché questa è la cosa importante. Marzia Boer ci sta raggiungendo e ci dirà chi è il vincitore e naturalmente leggerà anche la motivazione. Buonasera e benvenuta, accogliamola con un applauso. Eccola, grazie per essere qui. Ecco il microfono, magari lo tengo io, così. Sì, grazie. Eccoci. Buonasera. Abbiamo deciso quest'anno appunto solo una borsa di studio modesta, come ce lo potevano consentire le difficoltà del Covid che abbiamo subito anche noi come tutti i presenti. Allora, non mi dilungo assolutamente per annoiarvi chi siamo e come lavoriamo. Dico solo che la sede legale è in Villa Calin, via Calin 82 Mestre, Zellarino, per dire la verità. La sede operativa è aperta con la segreteria ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in via Spalti 7 e ci potete lì conoscere. Vi aspettiamo, era sottolineato. Allora, sì, vi aspettiamo se volete. C'è anche una bacheca con i programmi. Dunque allora, l'Associazione Amici delle Arti di Mestre premia con questa borsa di studio, che è un modesto assegno, l'opera di un autore under 30, esposta tra gli artisti selezionati per la mostra collettiva al Centro Culturale Candiani di Mestre. Vi faccio un invito a rivisitare la mostra, perché così potete controllare direttamente i quadri che qui vedete in fotografia, però proprio anche per sceglierli se non li avete scelti finora. Dunque allora, Suspense, il vincitore è? L'opera prescelta dagli Amici delle Arti è intitolata La propria forma, è di Giacomo Zornetta, che ha da poco compiuto 22 anni. Un ragazzo di Milano del 1999, quindi lo invitiamo a salire per ricevere il premio. Leggiamo la motivazione. Eccolo che sta arrivando. La motivazione è un augurio. L'opera è piaciuta a molti dei miei soci. È un'opera di carattere piuttosto accademico, però... Fermi lì. Eccoci. Però appunto anche con una creatività che deve crescere naturalmente, alla quale auguriamo un futuro di studio e di esperienze ancora più brillanti di questa. Benissimo, la consegna del premio, non so se avverrà qui o più avanti, ma sì, eccola qui, la busta, la fotografia. Credo che il sorriso di Giacomo dica tutto. Grazie Giacomo, complimenti. Grazie a Marzia Boer che ci ha raggiunti per questa borsa di studio. Un'altra borsa di studio invece la offre il Circolo Veneto, anche questa assegnata tra i quadri finalisti. La borsa viene consegnata, e quindi l'assegno, da Cesare Campa. Marco Dolfin, curatore della mostra, leggerà la motivazione e ci dirà anche chi è il vincitore. Cesare Campa intanto sale qui. Lo so, dovrà fare su e giù questa sera un sacco di volte. Rullo di tamburi. Allora, la borsa di studio viene assegnata all'artista Bruno Fantelli. Bruno Fantelli, numero 39, il quadro, eccolo. Per aver saputo interpretare nel paradosso surrealista una Venezia caotica e vitalissima. Grazie, allora io spero che Bruno Fantelli sia in sala, lo chiamiamo, anche lui è molto giovane perché è classe 1996, nato a Cles in provincia di Trento, il titolo è Fuga in fondamenta, l'hanno chiamato, lo stiamo trovando, recuperando, e altrimenti il premio lo raggiungerà in qualche modo.
No, Cesare. Ecco, No, c'è, eccolo. C'è? Sì, Eccolo. Era fuori per il caffè, non ci credeva, è andato a controllare, sono io, ha guardato i documenti e ha detto sì, sono io, eccolo qui, benvenuto a Bruno Fantelli, eccolo, al centro, alla luce, per cortesia un pochino più avanti. Andate al centro, più al centro. Non posso toccarvi, ma ecco, vi invito a venire al centro per i nostri amici fotografi, per la stampa, per ricevere l'applauso di tutto il teatro. Te l'aspettavi, mi pare di capire? Non tanto. Non tanto, molto bene. Complimenti e grazie. Perfetto. Eccoli, escono a braccetto, chissà cosa si combinano. Abbiamo adesso un'altra serie di premi, perché ci sono anche da quest'anno un paio di fondazioni che si sono avvicinate al Premio Mestre e lo hanno fatto anche con delle motivazioni. Allora invito subito l'avvocato Mauro Pizzigatti, che è un personaggio qui, presidente della Fondazione Zanetti Onlus, a raggiungermi, perché questa fondazione ha deciso di dare un premio ben indirizzato, cioè il quadro doveva in qualche modo rappresentare il disagio giovanile contemporaneo rappresentato appunto dalla pittura. Credo che Mauro Pizzigatti ci sia, eccolo qua che ci raggiunge. Queste scalette al buio non sono il massimo, quindi spero sempre che ci sia qualcuno che dà una mano, e c'è anche Laura Zanetti. Benvenuti, vi invito sempre qui al centro. Laura Zanetti invece è la presidente della, non troppo, presidente della giuria del premio Fondazione Zanetti. Eccoci qua, allora. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Al centro. Allora, centro qui, fermo qui. Peggio della la signora televisione. Laura qui. Ecco qui, va bene così? Molto bene. Ricordatevelo quando salite. Porto a voi tutti i saluti della Fondazione Zanetti Onlus, che in questo periodo ho l'onore di presiedere, che si occupa dal 2007 per volontà di Massimo Zanetti e dei suoi figli. Laura Zanetti è uno dei due che è qua, presidente della giuria speciale che ha dedicato questo premio speciale sul disagio giovanile. La Fondazione si occupa infatti da allora di tutte le problematiche che ruotano attorno al mondo dell'infanzia e del mondo giovanile in Italia e all'estero, sostenendo progetti. Quando Cesare K, che è un grandissimo amico, mi ha proposto di fare qualcosa insieme all'interno del premio di pittura Mestre, abbiamo come consiglio direttivo accettato con entusiasmo e appunto abbiamo pensato di dedicare ad un'opera che si occupasse del disagio giovanile questo premio speciale di cui adesso parlerà la Laura Zanetti. Laura Zanetti adesso ci leggerà chi la è motivazione. il vincitore, eccetera. E il vincitore. Fermo lì. Allora, rullo di tamburi che faccio io. Prego Laura. Leggo la motivazione. La giuria ha ritenuto che il bambino che punta il dito... scusate, allora, intanto il premio va all'opera di Vanna Morini, Senza titolo, 2021. Vanna Morini, dovrebbe essere in sala come tutti i 60 selezionati e naturalmente mi immagino che ci sia sempre un po' di sorpresa quando si sente pronunciare il proprio nome e si vede il quadro, e si vede il proprio quadro così in prima. Eccola, sta salendo, possiamo leggere la motivazione. Bene. Quindi la motivazione: la giuria ha ritenuto che il bambino che punta il dito sembra a suo avviso voler rivolgere un forte invito alla società e al mondo adulto a fare molto di più rispetto all'attuale contesto, che evidenzia la scarsa attenzione che sovente viene riservata alle problematiche e ai disagi del mondo giovanile, tuttora molti irrisolti e che possono anche indurre a conclusioni negative, se non addirittura in qualche caso drammatiche. Consegno pertanto il premio, congratulandomi con la vincitrice Vanna Morini ed esprimendole i complimenti miei, di tutti i componenti della giuria ed infine della Fondazione Zanetti Onlus, che ha messo a disposizione questo premio speciale anche per contribuire, nell'ambito di questa occasione legata al mondo dell'arte e della cultura, a sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, in linea con gli scopi della Fondazione, sul tema del disagio giovanile e della sempre più urgente necessità di affrontarlo con strumenti efficaci e realmente adeguati. Benissimo, allora si avvicini alla signora Laura, complimenti.
Guardiamo sempre il Complimenti. pubblico. Vanna Morini Le è consiglio. una signora veronese e quindi una signora veneta. Anche lei felice, immagino, e sorpresa. Sorpresa. È una bella cosa riuscire a sorprendere i nostri concorrenti. È la mia prima edizione, davvero sorpresa. certo, Avete avete visto? visto? Un mio impegno in questo senso, sì. L'avvocato Pizzigatti mi ruba il lavoro. Va bene così? No, Giulia prende i C'è microfoni che li sanifica. Grazie, le foto sono state fatte. Grazie e complimenti. Ciao Mauro. E che bello che è ritrovarci qui. Abbiamo un altro patrocinatore con premio e quindi invito Roberto Bottan, presidente dell'Associazione degli Artigiani di Mestre, la CGA, la ben nota CGA che è un grande ufficio studi. Roberto Bottan lo invito a salire e siamo pronti a consegnare anche a lui un microfono. Loro invece come tema, ovviamente, dato ciò di cui si occupano, hanno scelto vita e tormento del territorio urbano. Abbiamo tutti un po', abbiamo avuto soprattutto mesi tormentati. Buonasera e benvenuto. La invito a venire Buonasera. al centro, alla luce, la ringrazio, si giri verso il Buonasera. pubblico. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Allora, Presidente Bottan. Bene, noi intanto da molti anni sosteniamo la manifestazione, il Premio Mestre di Pittura, che riteniamo sia veramente la più importante manifestazione culturale privata che si svolge a Mestre. Avete avuto un grande presidente che amava l'arte. Abbiamo avuto un grande presidente, un grande segretario che amava l'arte, Giuseppe Bortorussi, era un grande collezionista, soprattutto di design, di opere di design, era una collezione di centinaia di pezzi. E noi appunto anche nella nostra sede abbiamo una collezione d'arte e quest'anno abbiamo voluto dare un valore aggiunto a questo premio istituendo un premio speciale, visto che Cesare ce ne ha dato l'opportunità, per cui dare un tema all'interno del premio, del tema libero della manifestazione, dare un premio a questo nostro Vita e tormento del territorio urbano, in quanto aveva anche comunque oltre alle problematiche sociali che viviamo continuamente, aggravate anche dalla pandemia, c'è abbastanza attinenza anche con l'attività che facciamo, per cui tutto il mondo imprenditoriale, artigiano, eccetera, che vive le problematiche della città. Sicuramente. Allora, che dice? Dico io chi ha vinto o lo dice lei? Dica lei. Dico io. Allora, ha vinto l'opera numero 54, opera della serie Fiori dell'anima, lo dovremmo vedere. La vincitrice è Rosi Mantovani, una signora di Vigevano. Rosi Mantovani, ho detto prima il nome del quadro in modo che lei si preparasse psicologicamente anche a salire e a ricevere questo che è un importante premio. Pensi poi, signora, eccola qui che arriva la nostra Rosi Mantovani, pensi che poi questo quadro sarà esposto alla CGA di Mestre, dove noi andiamo sempre a fare interviste, quindi prima o poi lo inquadreremo anche noi. Benvenuta, grazie. La motivazione la legge il nostro Marco Dolfin. Sì, la motivazione è quella della giuria, dell'apposita giuria che ha costituito la CGA, seguita dal suo presidente Angelo Zennaro. La protagonista dell'opera, sovrapponendo materiali a gesti ed intenzioni, racconta il proprio vissuto, tracciando con una leggera malinconia e speranza un paesaggio urbano che mantiene la possibilità di generare un futuro migliore. Ecco, allora Consegno il premio. La signora mi ha confessato che non se l'aspettava, però è vestita come se fosse pronta per la cerimonia di premiazione. Sempre essere pronti mi sembra una cosa giusta. Premio e chiaramente esporremo il quadro nella nostra sede. Grazie, grazie a Rosi Mantovani, grazie molte a tutti, grazie al Presidente Roberto Bottan. La giuria tecnica ha segnalato con menzione speciale 2 quadri. Chiamo Marco Dolfin accanto a me naturalmente per leggere la motivazione e nominare anche i vincitori, immagino. Sì. Sono 2 menzioni speciali. La giuria attribuisce la menzione speciale a 2 artisti generazionalmente distanti, le cui ricerche rappresentano un ampio spettro di incisive soluzioni formali, dall'astratto al figurativo. Gli artisti premiati sono Nadia Costantini e Giacomo Zornetta. Eccoli, complimenti. Allora, Nadia Costantini aveva il quadro numero 36
La signora è di Mirano, quindi gioca in casa e si intitola Scansioni di superficie, eccolo. Giacomo Zornetta l'abbiamo visto prima, ma lo rivediamo. Benvenuta, benvenuta, prego al centro per avere poi anche questa segnalazione. Restate lì vicini, il tempo del fotografo. Zornetta adesso aveva prima un sorriso a 36 denti, adesso fa proprio il giro. Ecco, eccola qui. Signora Costantini, è il primo premio che riceve? La prima volta? Una menzione, insomma, ci voleva. Ecco, è sempre incoraggiante. Benissimo. Grazie, grazie a tutti. Grazie, questo era il quadro di Giacomo. Complimenti, complimenti davvero. Abbiamo finito la seconda parte, quindi adesso abbiamo un altro stacco artistico, un altro quadro di Nuart. Prima siamo stati estasiati con quel che si può fare con la sabbia, che poi ritornerà. Pensate, insomma, noi abbiamo Jesolo, le località balneari, ma si può fare molto di più. E questo quadro che ci viene presentato sarà chiuso il sipario e ci immergeremo in qualcosa di molto sensuale. Si intitola The Lovers, gli amanti. Grazie. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. You were out there without care. Yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. This time made me crazy.
Proprio bravi, ci hanno regalato un altro bel momento emozionante. E allora adesso è il momento della premiazione del quadro vincitore, quello scelto dalla giuria popolare, quella della quale parlava anche il nostro Cesare Campa. La giuria popolare è presieduta da Fabio Tiozzo, che invito a raggiungermi qui sul palcoscenico. Naturalmente invito anche Cesare Campa, che deve essere testimone di tutti i premi, come sempre. Benvenuto a Fabio Tiozzo, eccolo, buonasera. Un microfono dalla nostra Giulia, qui al centro, e Cesare Campa che sta salendo anche lui. Allora, lei deve annunciare il vincitore. Avete lavorato molto, immagino. Sì, intanto ringrazio l'applauso, ma l'applauso non va a me. Va a numerose persone, numerosi cittadini che hanno accolto il nostro invito, hanno partecipato alla giuria popolare, hanno visitato una bellissima mostra e hanno espresso il loro parere non dettato da conoscenze tecnico-artistiche, ma dalla loro emotività. Dalla spontaneità. Dalla spontaneità e dalle emozioni. Questo è l'importante proprio che caratterizza la giuria popolare. Una giuria che è diventata sempre più tecnologica, da 2 anni ormai siamo digital e ci siamo organizzati, quindi ringrazierei anche l'amico del Circolo Veneto Antonio Aggio che ha contribuito notevolmente per la parte tecnico e quindi... Insomma, i quadri ve li siete visti comodamente da casa. Esatto. Si è dovuto fare, però è stato anche un buon sistema. Eccoci Vedo qua. che si sta preparando a solito busta. rullo di tamburo, la busta. Il Andiamo a quadro scoprire. Vincitore del Giuria Popolare Premio Mestre Pittura 2021, eccoci qua, Venezia in controluce di Gianpietro Cavedon. Eccolo. Spero di aver pronunciato bene il cognome. Ecco il signor Gianpietro Cavedon, che è di Marano Vicentino. Insomma, anche lui ha detto cosa andrò a fare stasera a Mestre. E invece, vede, signor Gianpietro Cavedon, ecco qui che viene consegnata la sua targa, ha ricevuto il premio della giuria popolare. Complimenti davvero. Giù la maschera. E io sapevo che il premio doveva essere consegnato dal... Sono qua. Siamo qui, abbiamo tutti, allora abbiamo tutti, perfetto. Benissimo. Grazie, complimenti. Purtroppo non è che possiamo baci, abbracci, stringerci la mano e va bene così. Grazie, grazie molte. Resta qui Cesare, inutile che vai su e giù, insomma, fai parte della proprio del palcoscenico. Siamo alla premiazione finale, ci sono le sedie probabilmente da sistemare, adesso lo facciamo. Naturalmente c'è qui con me Cesare Campa come presidente del Circolo Veneto, lui ha le buste, eccoli là, con i nomi dei primi 3 classificati, ma soprattutto con i relativi premi. Vi presento allora adesso in ordine alfabetico la giuria del Premio Mestre di Pittura 2021 e invito tutti i giurati a salire e a prendere posto qui sul palcoscenico. E in ordine alfabetico cominciamo dalla direttrice dei Musei Civici di Venezia, Gabriella Belli. Non importa, poi li vedrete, abbiate pazienza, io conosco le esigenze dei fotografi, però insomma stiamo scattando, quindi ce la facciamo. Oltre a Gabriella Belli è presente, ma solo in streaming, Michele Bonuomo, che è direttore del mensile Arte Mondadori, promotore del premio Cairo. C'è Riccardo Caldura, che abbiamo già conosciuto, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, con Cristiano Costantini dell'Associazione Amici Premio Mestre. Poi chiamiamo naturalmente Marco Dolfin, curatore della mostra, segretario anche della giuria. Da quest'anno è entrata a far parte della giuria e anche lei ci segue via streaming Carol Weil, direttrice della Peggy Guggenheim di Venezia, e poi Roberto Zamberlan della Fondazione Bevilacqua La Masa. Eccoli, ultimo ma non ultimo naturalmente, l'abbiamo conosciuto all'inizio con il premio alla carriera, il presidente Gianfranco Maraniello, storico dell'arte, presidente di Amaci, che è l'associazione dei musei d'arte contemporanea, già direttore del MART di Rovereto e la cui competenza non è assolutamente messa in discussione. Un microfono per Maraniello da parte della nostra Giulia e invito Maraniello proprio a
raccontarci qualcosa, sempre rivolto al pubblico, sempre in favore di luce, di fotografi, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie. E beh, insomma, che onore, lo si vede rappresentato sul palco, davvero presiedere questa giuria è un piacere, oltre che una responsabilità notevole, ma è una responsabilità che è stata molto resa leggera dal contributo e dalla fantastica organizzazione. Naturalmente riconosco anche molti amici e non me ne vogliano gli altri oggetti, ma io sono anche particolarmente debitore di questa mia presenza a Gabriella Belli, che per ognuno di noi che ha avuto l'onore di dirigere istituzioni museali continua a costituire un esempio, un riferimento essenziale. E naturalmente ho avuto anche il piacere, l'avete detto, è stato nominato e qui da tanto tempo sul palco, di conoscere da vicino la forza, l'energia, la competenza, la cortesia. Veramente un uomo straordinario che tutti continuano a chiamare onorevole, capisco che sia degno di tutti gli onori. Infatti Cesare Campa, davvero grazie per queste giornate meravigliose. Del Presidente. Riccardo, ringrazio tutti. È stata una mattinata molto importante e ci tengo a sottolineare, è stata una lunga mattinata di discussione, di un confronto, ma di un lavoro che è iniziato molto tempo fa, nel senso che abbiamo dedicato diverse giornate. Voi avete capito, sono 860 i partecipanti. Poi ne abbiamo scremati, è stata la possibilità di lavorare su 400 opere proposte. E devo dire che anche in questo caso dobbiamo intanto pensare che non avevamo visto le opere dal vivo, abbiamo visto le riproduzioni e questo è stato ovviamente un piccolo handicap necessario, perché capite che convocare così tante opere sarebbe stato impossibile. Però la cosa interessante è che noi non conoscevamo gli autori di quei dipinti. Certo. Quindi abbiamo lavorato proprio facendoci cogliere sensibilmente, si diceva poco fa, anche una reazione emotiva. Beh, forse anche questo, naturalmente, la nostra professione ci porta poi a intellettualizzare molto quello che facciamo, a riconoscere le ragioni anche del dipingere, ma devo dire che quando non si conosce la storia magari di così tanti artisti, ci si lascia finalmente ricondurre all'essenza di quello che si ha davanti agli occhi, cioè il dipinto. E questa sensazione di essere ritornati veramente a guardare i dipinti, l'opera, l'operare degli artisti, devo dire, mi ha lasciato una sensazione che solo oggi, che soltanto stamattina ho chiarito a me stesso. Perché è così anche commovente trovarsi di fronte alla pittura? Perché frequentare ancora un genere così specifico, una forma d'arte che a volte, soprattutto per chi si occupa di arte contemporanea, sembra un po' consegnata alla tradizione, eppure non riesce a non ripresentarsi in maniera decisa, insuperabile, sempre presente di fronte a noi stessi. Emozionante ogni volta. È certamente emozionante, ma c'è oggi la scoperta anche di qualcosa di più, forse per quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni. Prima lei osservava giustamente, quanta figura, certamente la pittura come specchio ci riporta anche a pensare appunto alle figure, non alla speculazione teorica che potrebbe, ma ci porta certamente a voler riconoscere forme, presenze. Io credo che oggi, quando abbiamo poi lavorato su quei 60 dipinti che erano nella nostra disponibilità, abbiamo fatto un'esperienza che forse è la ragione per cui ogni ritorno alla pittura alla fine segna sempre un aspetto fondamentale, non soltanto nel saper fare arte, in una forma d'arte insuperabile che nemmeno la fotografia, il video, altre tecniche sono mai riuscite a cancellare, semmai hanno portato consapevolezza che allora forse di fronte al dipingere non c'è soltanto un rappresentare, ma certamente quello che secondo me è emerso oggi con grande chiarezza, soprattutto quando si resta da soli al cospetto del quadro, è che io credo che nessun'altra forma d'arte abbia la capacità così immediata di restituire lo spettatore nella stessa posizione dell'artista mentre lavora. Cioè, se ci pensiamo bene, soltanto nella pittura ci troviamo di fronte al quadro, cioè nella situazione in cui l'artista si trova davvero nel dare del tuo alla propria tela, alla superficie, al supporto che sceglie. Qualsiasi dare altra vita disciplina alla sua idea. è uno specchio. Dare vita alla sua idea, ma questo lo fanno tanti, lo fanno gli scrittori, lo fanno i poeti, lo fanno i musicisti. Di fronte alla pittura ci troviamo veramente nella medesima figura, nella stessa postura dell'artista che ha di fronte a sé il quadro. E quindi c'è una sorta di
rapporto uno a uno. Per quanto questa serata sia magnifica, bellissima proprio perché siamo in tanti, abbiamo capito quante persone abbiano lavorato, quante esperienze, poi un premio, sì, tra poco annunceremo i vincitori, ma è anche sempre la sensazione di un'atmosfera, di tendenze, di sensibilità che evolvono in quel commovente riscontrare, per esempio, che un gruppo di artisti in una certa epoca fa cose simili. E perché? Perché sta dialogando attraverso il proprio fare, sta sperimentando, sta ricercando, eppure c'è sempre un aspetto malinconico forse di solitudine. Il quadro è sempre un rapporto di uno a uno, è il pittore di fronte alla tela e ogni visitatore si riscopre in questa concentrazione. E consentitemelo, retorico formalmente, ma certamente emotivo. Ma dopo tanto tempo che siamo rimasti da soli, senza poter condividere l'arte, l'idea di ritrovarsi di fronte a quello specchio veramente dell'anima, che è la pittura, è per noi stata anche una restituzione, un incontrare nuovamente l'arte così meditata, così vissuta, così profondamente intima, che diventa invece cosa pubblica. Ecco il senso di un premio così importante, ed ecco perché la pittura non riuscirà mai a essere superata, perché non potrà che condurci sempre alla cosa più profonda, all'essenza più profonda, allo spirito che si fa forma, che certamente investiga continuamente il poter fare, è un'irriducibile ricerca, e i quadri sono infiniti, gli artisti sono infiniti, e sono la nostra gioia di poter ritrovare noi stessi immergendoci nell'infinito dell'arte. Quindi io direi veramente grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato. Grazie a Maraniello per questa così bella introduzione ai 3 finalisti. E io adesso però caccio lì una battuta. A che punto avete litigato? Perché da 800 a 400 vabbè, ma poi per arrivare a 60 e poi per arrivare ai 3... Abbiamo avuto paura che effettivamente l'ora di pranzo potesse essere dirimente. Cioè che diventasse l'ora di cena, perché certo punto. io ho avuto i nomi al pomeriggio tardo, quindi... No, e devo dire, non c'è stato modo di litigare, ma di discutere. Naturalmente, sì, di avere dei definizione. contributi, ecco. Si tratta di dibattere. Trattati di dibattere. E allora, dibattendo, siamo arrivati al terzo quadro classificato. Allora, ovviamente di denaro non si parla mai, però le buste che ha Cesare sono delle buste interessanti, perché al terzo classificato vanno 1.500 euro, al secondo 2.500 e al primo 5.000. Allora, Marco Dolfin, ho bisogno naturalmente della tua specifica collaborazione, ci dirai chi ha vinto e ci leggerai la motivazione. Il terzo premio viene conferito a Sergio Manconi con l'opera A te tra 20 anni. Eccola, l'applauso, e aspettiamo qui Sergio Manconi che ci raggiunga sul palcoscenico. Manconi è, come si capisce dal cognome, di Sassari, dalla bella Sardegna, ed è giovanissimo perché è un classe 1990, quindi benvenuto, ben arrivato a Sergio Manconi. Allora, sentiamo la motivazione e poi una battuta. Un vibrante ritratto in cui traspare la capacità di sintetizzare con elementi essenziali un colto equilibrio formale ed espressivo. Complimenti. Allora Manconi, quando facciamo la consegna del premio, che bisogna fare subito questa consegna, è premiato da Cristiano Costantini, presidente dell'Associazione Amici Premio Mestre. Eccoli. Sergio Manconi, un giovane. Ecco, benissimo. Allora, solo una domanda, Manconi, era mai stato a Mestre? No. Il primo volo, Ho Cagliari? fatto già un'edizione, però ero dall'altra parte del mondo e non sono potuto venire. Ecco, quindi è già la seconda volta che partecipa. Sì, esatto. E quindi, insomma, è arrivato anche in questa cittadina, contento, sorpreso. Ho visitato Mestre, Lo diciamo al pubblico anche. Ho visto Mestre e non l'avevo mai vista, cioè non avevo mai visto neanche Venezia, quindi... Scusate, ma qui ci vuole un... Oh, per favore, perché non vedere Venezia? La meravigliosa Venezia. E ha visto qualche museo? No. No, non ha fatto in tempo. No, non ho visto niente di... C'è la signora Belli che non dice niente, però insomma... In realtà sono passato 2 anni fa per vedere una mostra importante di un artista veramente importante contemporaneo, Adrian Ghenie. Chi vuole può andare a vederlo e scoprire un po' E ha il tipo visto di arte. i quadri invece dei suoi concorrenti al Centro Candiani? Allora, sì, ho Vabbè, visto dica di un mio sì. ex collega dell'Accademia. Ecco. Dica Comunque di sì. Continuerà a dipingere?
Assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie a Sergio Manconi che ha vinto il terzo premio con questo quadro. Potrebbe anche restare qui perché poi ci sarà la grande foto finale. Andiamo al secondo quadro classificato sempre con Marco Dolfin. Allora, secondo premio viene conferito a Francesco Casati con l'opera Il Regno delle Carte. Francesco Casati, Il Regno delle Carte, è un ragazzo di Verona, nato nel 1990, quindi insomma è un ragazzo, è un uomo e noi lo aspettiamo qui. Forse aveva anche una clac perché ho sentito, non ho capito se era di sorpresa o di beneaugurante. Francesco Casati noi consideriamo che sia presente naturalmente. Leggo la motivazione intanto. Leggiamo la motivazione. Per una poetica narrazione sospesa fra dimensione fiabesca e simbolismo onirico. Allora, a premiarlo è Michele Bugliesi, che è presidente della Fondazione M9, ce lo ricordiamo come magnifico rettore di Ca' Foscari naturalmente. Eccolo qui che è arrivato Francesco Casati, benvenuto anche al premiato con questo meraviglioso quadro. Allora, per il premio, ecco il professor Bugliesi, al centro naturalmente la consegna dell'assegno in favore di fotografi. 2 parole anche da Francesco Casati. Buonasera. Questa è la prima. La seconda è sono felice. Sono molto felice, grazie. Questo è difficile, eh? Quando fanno così è difficile. Pittore da molto tempo. Sì. Sarà il lavoro della sua vita? Sono contento di questa premiazione. Questo quadro è stato realizzato all'interno della Fondazione Bevi l'acqua alla Masa, che sentivo parlare prima. Sì, credo che anche loro siano molto contenti di avere premiato uno dei loro allievi. Quindi lei vive qui? Vivo a Venezia, sì. Vive a Venezia. Bene, allora, grazie per essere salito e averci Grazie a voi. raccontato delle sue aspettative. Grazie molte, grazie anche al professor Bugliesi. Il Regno delle Carte, Francesco Casati. Siamo al primo classificato, direi anche nei tempi, Ok, allora arriviamo al primo premio. Questo è un problema tuo. Adesso capirete Problema perché. di pronuncia, ma chiederemo all'artista come si pronuncia bene il nome. L'artista è Jing Dong, con l'opera So Close, So Far. Allora, buttiamo lì il nome, ma insomma è un signore cinese, un ragazzo cinese, so close, so far, #tu, così vicini, così lontano, forse anche questo è un titolo ispirato alla pandemia, al Covid che ci ha tenuti vicini e lontani. Lui è nato a Pechino, è del 1989 e noi ci aspettiamo che con un balzo salga su questo palcoscenico. Se gli amici vicini, eccolo che sta arrivando, è forse anche un po' la sorpresa. Leggo intanto la motivazione della giuria. A premiare naturalmente saranno Cesare Campa, Gianfranco Marianiello, Ermelinda Damiano. Eccoli che salgono tutti. Complimenti, complimenti. Allora aspettiamo che salgano tutti. Leggo intanto la motivazione e leggiamo la della motivazione. giuria. Per la particolarità di una pittura che coniuga con sapienza e sensibilità contemporanee linguaggi visivi di identità e tradizioni diverse. Benissimo, allora la consegna della busta con il premio, la fotografia in favore di fotografi tutti bene alla luce, anche Marco Dolfin, eccoli, sorridenti, molto bene. Wow, guardate che succede per il primo. È un omaggio anche alla Cina che un po' li ha inventati, no? I fuochi. Beh, insomma, come dire, un premio esplosivo. 2 parole anche da lei, le prime 2 sono come si chiama?
Mi chiamo Jing Dong. Jing Sì. Dong, e l'abbiamo capito finalmente. Lei studia a Venezia. Sì, studio a Venezia e mi sono laureato dall'Accademia di Belle Arti di Venezia 2019. Adesso vivo e lavoro a Mestre. Sì, vivo qua a Mestre da 6 anni, quindi per me... E fa l'artista? Sì, faccio l'artista, diciamo, artista, non so, giovane artista così. Benissimo, benissimo. Allora io ho sentito questo pubblico un po' freddino. Vi chiederei di fare un applauso finale a tutti, a chi si è occupato del premio, a chi ha valutato i quadri, agli artisti soprattutto. Abbiamo detto, non mi ricordo già più, però insomma Jing Dong, Francesco Casati, Sergio Manconi. Complimenti per le vostre capacità e l'auspicio è quello di vedervi premiati anche in altre occasioni. Grazie, grazie davvero a tutti. Allora, io chiedo, vi licenzio, come si dice. Resta qui Cesare Campa per i saluti finali. Un microfono ce l'ha sicuramente Cesare Campa perché gli è stato consegnato. L'ha trattenuto. Cesare, dobbiamo salutare il pubblico perché l'edizione 2021 è finita. Dobbiamo parlare dell'edizione 2022. Ecco. Io innanzitutto volevo ringraziare la Barisoni che non vedo perché non l'abbiamo citata, perché vogliamo citarla alla fine, perché certamente è stata di grande aiuto e quindi facciamo un applauso a Elisabetta Barisoni. Poi l'applauso lo abbiamo fatto a tutti i pittori che hanno partecipato all'edizione di quest'anno, a tutti i mecenati che aspettiamo tutti, forse qualcuno in più, per l'anno prossimo. Noi cominciamo già dalla settimana prossima a pensare alla prossima edizione. vogliamo prenderci per tempo. Non guardarmi così. Grazie a voi, grazie alla nostra bellissima e bravissima presentatrice che col vostro applauso ringraziamo di cuore. E un grande applauso dobbiamo farlo al Presidente della giuria, ma in maniera particolare alla nostra Gabriella Belli, che è la vera anima del nostro premio. Grazie. Grazie a Maraniello e a Gabriella Belli. Grazie a tutti voi. Naturalmente chiuderemo il sipario e ci lasceremo con un altro spettacolo. Buona serata a tutti naturalmente. Questo di Nuart si intitola Bat of a Sands. Grazie ancora e buona serata a tutti.